puoi dividere in 3 fasi, diceva. Chi? Io gli diceva che a vita si può dividere in 3 fasi, che sei la rivoluzione, la riflessione e la televisione. Cioè, ti convinci che ti vuoi cambiare il mondo, poi ti rifletti e alla fine ti cambi solo i canali di televisione. Io capisco. Insomma, te vorresti dirmi che a vita se tutta quanta la questione del culo, insomma. O te ho gay o te ho fa. Cioè te praticamente ogni giorno appena che si alza il sole attacca subito i problemi. E tu cosa ti fai? Ti svegli più tardi, ti offri. Caro mio. Ma sai che siamo abituati a avere tutto quanto ogni giorno, te vai super casuinte, tu di tutto, che mo di tutto. Invece bisogna accontentarsi delle robe importanti, piccole cose, però, non so, una piccola villa, Ecco. una piccola barca, una piccola fortuna in banca. Cosa ti dico? Nella vita che sono robe molto, ma molto più importanti di skate. Sì. Il problema è che uno sa che skate per comprarle. Sai cosa devo pensare? Che tutto quanto sarebbe più semplice se nascessimo con le istruzioni dell'uso e anche magari con la data di scadenza, perché Dio ne ha fatto dono dell'uso della ragione. Il problema è che non altri, detto. Tutti non altri. Che avevamo perso le istruzioni per l'uso.